1492, Cristoforo Colombo alla corte di Castiglia cerca di convincere Isabella a sponsorizzare la sua missione. Granada, Manola, cantada en coplas preciosa. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de suave fragancia que le diera Marco la Virgen Morena. Granada, Strang, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y no quería. Va bene, senti Colombo, me lo divertia, ma si non ti sa che ti me canti ogni mattina i romanzi, sa? Te l'ho già detto e ridetto, che mi e navi per sto viaggio, non te ne dago, va bene? Ma dai maestà, me ne basta 3. Cosa? 3! Dai, io cos'è? E Nina, Pita e Santa Maria, dai. E cosa? E se fermi su a darsene da una vita, non ne muove mai. Intanto si disegna, va bene, intanto si disegna. E poi guardate a te proprio che a tremi. Ti deve essere matto, ti ha proprio da fidarsi di te. Non muove mai, che sarà il peo sul fondo alto così. Mi tiro su, fai il sistema che dà col sottomarino. Non se puede, Cristoforo, te l'ho già detto, basta, non stai in sistema, se non si puede. Certo che Regina, oh, è proprio vero, sa che più che se sei ricchi e più se si taccai schiei, proprio. Mingo, ma spendere un fiale chi dobloi, ma cosa che vi gran si scarsea? Avari! Ma guarda, meglio che rida, guarda Cristoforo, guarda. Rida cosa? Perché, guarda, che avevo i gran si scarsea, dito da un genovese, guarda. Proprio meglio da ridere, guarda. Comunque, guarda, 6 anni che ti pratichi a corte reale, vero? Ti fossi mai arrivato a corte con un regaletto, un masso di fiori, qua mi offende, ario qua. E questo intanto sto qua ti ga tutti in giardino mio, perché si fiori che si in giardino nostro, sti qua, dai, lasciamo perdere, va. Mai niente, ecco per lei, Regina, niente. Ma se tu ti porti casa per via avanti della cena, continui a cena qua, dentro della sportina. Allora che ti ho visto, sa, dai, ciao. Comunque, Regina, stavolta mi sono informato. E con fatto di studi, sei sicuro, guarda, sei una roba sicura. E quindi, dai. Quindi non perché mai sta. Qua pararia, no? Che a terra, no? Non fosse piatta, capisci? Ma fosse tonda, no? E a terra tonda! Guarda, Colombo, lasciamo perdere, guarda. Go sempre pensasse che non ti fossi normale, eppure te go sempre difeso, se vero? Te go sempre difeso, ma questa che a terra si tonda! E ora che ha ragione mio marito, no? Lei Ferdinando, che ha detto che ti ha un servetto, così ti ha un servetto. Sì, e se fosse vero e la terra fosse tonda che avesse ragione me? Sto mantello qua, dove? Ne ho portato mio cugnato a Cina. Suo cugnato qua, Alfonso y Alvaro Melina, Edson Arantes do Nascimento, Nazario da Lima, Arturo Antunes Coimbra. Detto? Nino. Detto Nino. Vabbè, insomma, che per niente che giro va a toccare fare la fincina a togliere. Un giro che non finiva altro, guarda. Ma come avanti di me, mi fa ogni volta una testa così che mi conta. E se mo stai di qua, e se mo stai di là, e se mo stai di su. Ascolta, ma non sta che mai sto riscaldamento sto palazzo, no? Ti fatti mettere con il dettaglio per quello. Ma che caldo che sia. Insomma, specie da linea? Ascolta, Colombo, non si viene all'interrogazione, sa? Mi pare che si torna alla scuola. No, ma la geografia. Ma che tocca girare tutto intorno all'Africa e dopo vai l'Arabia, il Pakistan. Maria Colombo, che ti ha fatto? Dimmi, dai. E ora se a terra fosse tonda. Oh, e noi siamo fatto un po' di giro, facciamo così, e siamo arrivati dalla parte. Maria, così presto ti faresti? Tutti qui che vai vie commerciali di adesso, via Mediterraneo e via Africa. Che fine faria? Vabbè, ci faria una fregata, ma grande anche, Regina, e se scherzi che non scarsea e basta. Ma noi altri? E metti che nel frattempo durante il viaggio scopriamo mondi nuovi. Oh, e che arriva qua oro, argento, diamanti, patate, mais. Oh, Isabella! 1, 2, 3, ale! Va bene. 1, 2, va bene, ho capito, dai, va bene, dai. Ora ti dago i navi, va bene? Sì. Ma mi raccomando, con questi nuovi mondi e promesse che ti porti l'oro e tutto quanto, che non ti passi come l'ultima volta, va bene? Ancora avanti con l'isola di Sant'Erasmo, Regina, basta! Ancora, per forza, sono ancora che vado avanti a pagare i debiti. Ciao.
Cosa ti avevi detto che volta? Ti mi ha fatto una testa così, ti mi ha detto, ara regina Drio di Venezia, che sei un'isola piena di oro, piena di tutto, che va a dormire, gioielli, tutto quanto. Sei vero, stracarica di oro ti avevi detto. Mingo, ti mi sei tornato in Drio, con 4 castraure e 2 succhette. Dai, ciao Colombo! Però me dai navi adesso. Sì, te dago. Regina, 1, 2, 3, ale, ale, ale.